Lo sceriffo della Lega Giancarlo Gentilini, storico sindaco di Treviso e trascinatore del Carroccio, aveva 95 anni. Il leone è andato avanti, le parole di Mario Conte. L'aggravarsi delle sue condizioni nelle ultime ore, ieri il ricovero al Cafoncello per una pancreatite, oggi il decesso, lascia la moglie Maria e i figli Antonio e Stefano. Una pioggia di commenti politici da tutto il Veneto per la morte di Gentilini, il post del leader della Lega Salvini, addio a un grande sindaco, un grande alpino, un grande veneto e un grande leghista. Una lunga carriera politica, mai lontano da Treviso, non aveva mai rinunciato a stare tra la gente. Dal 1994 all'epoca Conte, chi lo amava e chi lo criticava, il cordoglio è trasversale. Subito dopo il telegiornale di Treviso, la lunga edizione straordinaria di Antenna 3 dalle 20:10, il racconto di un personaggio simbolo. Recuperato in un fiume a Imola, il corpo del 34enne Daniele Mocellina era scomparso dal Tivoli il 2 aprile, la sua presenza segnalata nel bolognese, poi più nulla. Treviso, 37enne, viola intenzionalmente il divieto di avvicinarsi ai suoi ex datori di lavoro. Per essere arrestato non sopportava più la convivenza con la madre. L'omicidio-suicidio di Lamon, la procura di Belluno conferirà domani l'incarico per le autopsie sui corpi delle due vittime, gli esami già nel pomeriggio. Polemica sul 25 aprile a Mogliano, il sindaco annulla il corteo dell'Ampi per la festa della liberazione, la città si divide. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Inevitabile partire da qui, inevitabile partire dal cordoglio di una città intera, non solo una città per la morte di Giancarlo Gentilini, per la morte del suo sindaco, il sindaco sceriffo, che si è spento nel pomeriggio all'età di 95 anni. Alla figura di Giancarlo Gentilini dedicheremo tutta la serata. Partiamo ovviamente dalla cronaca, partiamo dal racconto, ma avremo tutta una serie di testimonianze per parole e testimonianze per immagini. Gentilini quindi è scomparso nel pomeriggio, subito la notizia si è diffusa in città. Tutti quelli che mi dicono: signor sindaco, come sta? Sto in piedi. Rispondeva così solo il 7 aprile scorso Giancarlo Gentilini a chi non l'aveva visto alle celebrazioni per il bombardamento di Treviso. L'animo sempre vivo su un corpo che da qualche tempo stava dando i segni di cedimento. E oggi pomeriggio da artigliere alpino è andato avanti. Lui che ricordava così la gioventù e le bombe sulla città. C'era una contraerea al Ciolo e neanche a sera da giù da ragazzi andavamo là e ci davano del pane per di mangiare. Vedi che quando erano cessate le battaglie si trovava l'accordo, l'amicizia, no? Gentilini era nato nel borgo di Serravalle il 3 agosto del 1929. Dopo la guerra e il servizio militare si era laureato in giurisprudenza, diventando uno degli avvocati della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana. La svolta politica arriva nel 1994, dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana e l'adesione di Gentilini alla Lega di Bossi. Alle elezioni comunali viene dato per perdente contro il candidato del centro-sinistra Aldo Tognana, che invece supera il ballottaggio diventando il secondo sindaco non democristiano della storia di Treviso. Da quel punto iniziano le sue battaglie che ne caratterizzeranno la gestione della città, e dalle panchine eliminati davanti alla stazione alla gestione dei migranti criticata per la tendopoli montata sulla discarica di Via Orsenigo. In 3 parole ha sempre definito la sua linea d'azione: ordine, disciplina e rispetto delle regole. Che piace ai trevigiani, visto che nel secondo mandato, nel 98, supera un altro big della città come Domenico Luciani. Una vita costantemente tra case in Viale Montegrappa, Cassugana e soprattutto tra le vie della città, in mezzo alla gente e nel controllo dei cantieri. Nel 2003 la staffetta con Giampaolo Gobbo, dove per 5 anni accetta l'incarico di vice sindaco, che nel 2008 viene rinnovata fino al 2013, quando viene sconfitto da Giovanni Manildo. Da quel punto, pur ritirandosi di fatto a vita privata dopo un periodo da consigliere comunale, non smette di suggerire ai suoi successori progetti, idee e problemi della città. Fino ad oggi, quando, complice un problema ai polmoni ed un'insufficienza cardiaca, Giancarlo Gentilini all'età di quasi 96 anni ci ha lasciato e soprattutto ha lasciato la sua Treviso. Dio, patria e famiglia, questi ideali.
Non si contano davvero le attestazioni di cordoglio che arrivano non solo dal Veneto ma da tutta Italia. Questo il post di qualche minuto fa del leader della Lega Matteo Salvini. Addio a Giancarlo Gentilini, un grande sindaco, un grande alpino, un grande veneto, un grande leghista. Chiaramente ci sono anche le parole di cordoglio del presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, che ricorda l'epopea di Giancarlo Gentilini dal 1993, l'uomo che ha portato la Lega nelle istituzioni, nei comuni, dice Luca Zaia. Chiaramente le parole di Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta, che dice con un grande dispiacere che apprendo la notizia della scomparsa di Gentilini, il Veneto lo ricorderà sempre come un grande amministratore che ha governato la sua città con fierezza, ma il cordoglio è bipartisan. All'inizio di questa edizione straordinaria vi abbiamo fatto sentire anche le parole dell'ex sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, non solo uno sfidante ma anche un amico, e ci sono le parole di Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso. Ha segnato la storia di come si fa amministrazione pubblica in Italia, ma colleghiamoci con il cuore di Treviso, la sua Treviso, dove per noi c'è Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Vi dico già che stanno prendendo posizione in altri luoghi della città anche altri colleghi, Daniela Sizia con Francesca Pezzo, ma appunto andiamo da Lucio Zanato. Lucio con Nicoletta Rizzetto, buonasera. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Vogliamo partire con questa immagine, l'immagine del Palazzo dei 300, l'immagine dove Giancarlo Gentilini da sindaco ma anche da consigliere comunale ha portato avanti le istanze della sua città, di questa sua Treviso. Siamo nel cuore della città che in questo momento veramente sta sentendo già la mancanza dello sceriffo, del leone, della persona che ha cambiato il volto della città. Un nome per tutti, il PUT, ha cambiato completamente la circolazione del centro storico, ma sono tante le storie, tante le vicende che legano Gentilini a Treviso e Treviso a Gentilini. Però andiamo subito con la cronaca, perché sono con il sindaco Mario Conte. Sindaco, intanto lei è stato in ospedale adesso, ha incontrato i parenti, ha incontrato la moglie Maria, che cosa ci dice? Sì, era entrato nei giorni scorsi per qualche acciacchetto legato anche all'età, un po' di liquido dai polmoni, insomma tutte cose che potevano far pensare a dei calcoli, e tant'è che Beppi Basso, che è uno dei consiglieri comunali, ex suo assessore, che è molto più legato, fino a oggi a mezzogiorno ci ha riso e scherzato e ha ricevuto anche gli ultimi ordini, tant'è che è venuto a consegnarmi le ultime lettere proprio oggi stesso. E poi la situazione è precipitata, evidentemente si sono complicate un po' le cose. Aveva anche una pancreatite in corso e quindi purtroppo il leone ha deciso di andare avanti, come dicono gli alpini, però insomma l'ha fatto combattendo, l'ha fatto soprattutto con serenità, tant'è che in questo momento noi ci stringiamo attorno al dolore della moglie Maria e dei figli Stefano e Antonio, ma è un dolore comunitario, perché in realtà sentiamo davvero tutti la mancanza di questo grande uomo, grande sindaco, grande alpino, grande padre, un uomo che ha saputo scrivere una pagina importante della storia di questa città e di questa comunità, e un uomo che ha saputo cambiare anche la figura del sindaco in Italia, dal sindaco di palazzo al sindaco in mezzo alla gente. Però da qui dobbiamo ripartire con quei valori, con quegli ideali che lui quotidianamente distribuiva, perché non ne faceva certamente tesoro, ma distribuiva a tutti le sue perle di saggezza, però soprattutto ci richiamava tutti a un servizio onesto e soprattutto ci richiamava tutti ad amare la città e i cittadini. Ecco, personalmente da sindaco, da erede di Giancarlo Gentilini, adesso cosa sta provando? No, grande dolore e soprattutto un senso di smarrimento, perché Giancarlo Gentilini era una di quelle figure che francamente ero convinto che fosse immortale, anche per come sapeva tenere i 95 anni, ricordo che era del 1929, però vedendolo ancora alla guida della sua macchina, ancora attivo, ancora grintoso, ancora attivo politicamente nei mercati, nelle vie, nelle piazze, gliene avrei tolti almeno a 25-30. E invece la ruota della vita che lui spesso richiamava
oggi l'ha convocato in paradiso, però sono convinto insomma che lui ha saputo seminare bene e soprattutto quei valori che lui esprimeva quotidianamente devono diventare motivo di ricchezza per tutta la comunità, a partire dal sindaco. Io da Gentilini ho davvero imparato tanto e continuerò ad imparare tanto. Ecco, l'eredità politica avremo modo di portarla avanti, di discuterne anche nei prossimi giorni. Poi c'è un'eredità fisica, materiale, diciamolo pure, tutti lo chiamavano Mesa Cassiola in municipio, perché lui controllava ogni cosa, cantiere, idee, scriveva, poi continuava a scrivere anche i suoi successori, lei compreso, sempre con tutte le cose per migliorare questa città. Qual è allora l'eredità del sindaco Giancarlo Gentilini? Il famoso Vangelo secondo Gentilini, che lui richiamava 10-15 volte al giorno nelle nostre telefonate, però insomma questo modo di affrontare il servizio alla comunità, cioè quindi un servizio totale, un servizio dedicato, immersivo, credo che ha distinto Giancarlo Gentilini come uomo, come sindaco e come politico. Per fortuna mi piace stare in mezzo alla gente, per fortuna amo stare nei cantieri, perché è esattamente quello che lui voleva. Ci richiamava sempre quando ci vedeva troppe volte seduti in ufficio, perché secondo lui il ruolo da sindaco si svolge in piazza, nelle strade. Ecco, sulla base di questo noi dobbiamo continuare a lavorare e dovremo anche rialzarci, no? Passato il momento del dolore dovremo anche ripartire proprio da questi valori, e credo che Giancarlo Gentilini sarà ancora una volta con noi. Poi naturalmente noi ci risentiremo, perché si comincia a mettere in moto tutta la macchina ovviamente per i funerali, per il ricordo ad esempio il Consiglio Comunale, insomma si sta mettendo in moto tutta una macchina, perché è una persona che ha segnato profondamente la città e proprio per questo non verrà dimenticata assolutamente. Grazie. No, ogni cosa che vediamo qui attorno è stata toccata dalle opere di Giancarlo Gentilini. Quindi questa è una città che profuma di Giancarlo Gentilini, quindi sarà difficile. E che continuerà, quindi sarà difficile trovare un qualcosa di simbolico per ricordare Gentilini, perché comunque ognuno di noi lo porterà per sempre nel cuore. Grazie sindaco, però prima di ridarti la linea Cristian volevo sentire anche l'opposizione, perché Antonella Tocchetto è sempre stata all'opposizione, è sempre stata dall'altra parte della barricata rispetto a Giancarlo Gentilini, però c'è sempre stata una grande amicizia. Allora, sicuramente, intanto mi dispiace moltissimo e abbraccio molto la Maria, che è stata una colonna portante per gli ultimi anni di Gentilini. Riconosco che ho litigato tantissimo con Gentilini, però nessuno può negare il suo grande amore per la città, che la riteneva quasi fosse una sua proprietà, tanto è vero che i cittadini li chiamava i miei cittadini. Lui fino all'ultimo credo avesse come punto di riferimento la città, che le cose dovessero andare bene, che tutto fosse pulito. Io ridevo con la sua risata molto forte quando lui diceva che se io, peccato che fossi stata di sinistra, perché sennò sarei stata la sua erede, e io ridevo e ricordavo a lui che ero molto contraria rispetto alle sue idee, ma che appunto riconoscevo che Gentilini e Treviso è un tutt'uno e ha segnato questa città in maniera molto forte, e oggi si chiude un periodo storico importante di un sindaco che ha cambiato il rapporto cittadino-sindaco. Una volta il sindaco era un'entità lontana, dovevi prendere appuntamento. Gentilini ha iniziato l'era in cui lo trovavi per strada e potevi anche dirgli che sotto casa tua c'era qualche problema. Ecco, prendiamo le cose buone che ha fatto, anche se alcune non le condividevo, e credo che dovremmo ricordarlo a lungo, e spero che ci sia il grande tributo della città per lui. Ecco, però qual è l'eredità che lui lascia ad esempio all'opposizione? Lui lascia un'eredità che non bisogna, ecco, quello che a me è sempre piaciuto è che bisogna lavorare per i cittadini e per la città, non pensare alle proprie posizioni personali, perché nel momento in cui si fa politica e si pensa a se stessi e alla propria carriera è meglio smettere di far politica. Questo penso che sia un giusto insegnamento. Lei è giustamente giovane per ricordarsi la sua entrata nel 1994, quella famosa serata alle piscine con il ring e Aldo Tognana dall'altra parte, lui che prende i guantoni e invece Tognana dice no, io queste buffonate non le faccio, però quei guantoni l'hanno portato ad essere sindaco. Me la ricordo molto bene, perché indubbiamente ero più giovane, ma iniziavo a far politica ed ero proprio vicino quel giorno là a Tognana, perché io ero nel comitato di Tognana, e tutti ridevamo del suo modo di
di fare, però qualcuno che aveva più esperienza di me, Guglielmo Con, disse attenzione perché questo può essere pericoloso, ed infatti noi poi perdemmo le elezioni come centrosinistra. Lucio. Grazie Cristian, a te la linea per prenderla magari più tardi. Assolutamente Lucio, fra pochissimo ritorneremo da te, ritorneremo nel cuore di Treviso, ma adesso saluto e ringrazio il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Buonasera Presidente. Buonasera. Lei ha ricordato nella sua nota la grande cavalcata, galoppata di Giancarlo Gentilini, l'uomo che ha portato la Lega nelle istituzioni e non solo. Vorrei un suo ricordo dello sceriffo. Bah, guardi, un pezzo della mia vita, visto e considerato che abbiamo iniziato sostanzialmente assieme, lui nel 93 e io nel 95. Lui ha avuto due grandi meriti. Innanzitutto aver fatto dar vita a un nuovo corso come profilo amministrativo. Ricordiamoci che finiva la Prima Repubblica, la Seconda Repubblica, non è che i cittadini vedessero la Lega come, diciamo, il partito dell'amministrazione, ma era il partito della rivoluzione. Lui è riuscito a nobilitare questa nuova funzione all'interno della Liga Veneta della Lega, e questo è quello che gli va riconosciuto. E dall'altro che è stato un riferimento per tutti noi nuovi amministratori, visto e considerato che siamo tutti ispirati a questo. Presidente, lei si ricorda l'ultimo incontro, che cosa vi siete detti? Pronto? Sì, Presidente Zaia, le ho chiesto se lei si ricorda l'ultimo incontro, che cosa vi siete detti. Lui so che dispensava molti consigli. Assolutamente, io avevo assolutamente un ottimo rapporto con lui, lo sentivo per gli auguri di compleanno, per gli auguri in generale. Lui è il 3 agosto 1929 ed è stato per me sempre un riferimento, cioè, mi ricordo le sue risate grasse piuttosto che le urla. L'ho conosciuto, diciamo, in tutti i suoi aspetti, è stato ed è una leggenda per tutti noi, visto e considerato che è un riferimento iconico della nostra comunità ed è e rimarrà sempre un grande punto di riferimento. Cioè, voglio anche ricordare che Gentilini aveva tutti poi i suoi motti, la tolleranza 00. Io ne ricordo uno spessissimo: è meglio essere comandanti di una scialuppa piuttosto che mozzi di una nave, ecco. Ma questo era la sintesi di un'essenza, di una persona con la schiena diritta, una persona che portava avanti le sue idee, una persona che comunque ascoltava tutti, una persona di grandissima umanità e inclusione, a differenza di come si è sempre voluto descrivere, ma anche una persona che poi si assumeva la responsabilità di decidere. È una persona che ha subito delle polemiche inutili, che poi la storia ha consacrato alla storia, cioè lui è stato consacrato alla storia. Faccio un esempio, perché ormai qua nessuno si ricorda più niente. Quando lui decise di togliere i semafori e dar vita al famoso PUT, oggi è normale circolare nel PUT, ecco, prima che ci fosse il PUT a Treviso c'era l'eterno collasso delle auto. Ecco, questo è merito suo, ma le polemiche che ne vennero fuori furono paurose, e quindi senza vergogna quelli che facevano le polemiche oggi dovrebbero dire sì, ci siamo sbagliati. Ma quando intervenne, ad esempio, per altre iniziative, lui esordì col taglio delle panchine, sembrava che arrivasse il razzista della situazione. La verità è che lui teneva la sua città e gli sbandati non avevano diritto di fare quella vita che facevano nei giardini pubblici di Treviso, e andando peraltro a disturbare gli anziani, i bimbi, i ragazzi in generale. Cioè, quindi lui ha sempre detto ordine e disciplina, lo diceva, no? Lo diceva così in maniera un po' provocatoria, ma lui credeva proprio nella legalità. Ed è stato un amministratore con la schiena diritta e deve essere ricordato come tale. Se c'è stata una generazione di amministratori, non solo della Lega, tutti sono ispirati a un sindaco come Gentilini, che metteva al primo posto per la prima volta nella storia delle amministrazioni il cittadino come attore protagonista. Io me lo ricordo, ma tutti quelli che l'hanno conosciuto lo sanno. Lui girava col taccuino, quindi col notes sulla tasca destra della giacca e la penna nel taschino. Ognuno che si fermava, a prescindere da chi fosse, poteva dire guarda, lì c'è il tombino da mettere a posto, c'è una lampadina che non va, piuttosto che c'è circolazione nuova da fare. Lui prendeva appunti e poi chiamava, diciamo, i suoi tecnici in comune. Penso che lui sia stato veramente un grande iniziatore di un nuovo corso che oggi gli deve essere riconosciuto a livello nazionale. Non a caso è un'icona non solo trevigiana, non solo veneta, ma anche internazionale.
Zaia, la ringrazio davvero per questo suo ricordo. Grazie a voi, veramente mi lasci fare anche via TV le condoglianze alla moglie, ai figli e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Un abbraccio veramente a tutti. Grazie. Grazie Presidente, buonasera. E noi ritorniamo all'ultimo compleanno di Giancarlo Gentilini con un servizio di Lucio Zanato. Tra l'altro vi dico già che noi staremo in diretta fino a sera inoltrata con tanti ospiti, tante testimonianze, ma domani sera vi riproporremo un'intervista, una lunga intervista realizzata proprio da Lucio Zanato. Ma ritorniamo all'ultimo compleanno, al 95esimo compleanno di Giancarlo Gentilini. Ordine, disciplina e non vuole che Treviso venga un centro di droga, di prostituzione e di intrallazzi. Questo è il compito e questo è il messaggio che io do a tutti i cittadini. È solo uno dei tanti contributi che abbiamo preparato per i 95 anni di Giancarlo Gentilini e che commenteremo insieme al protagonista domani sera dalle 21 nella prima serata di Antenna 3. Un omaggio dalla nostra emittente per una personalità che ha firmato un capitolo lungo 20 anni della millenaria storia di Treviso. Osannato, criticato, studiato, ma soprattutto copiato, Gentilini passa alla storia per aver creato un nuovo stile in tutta Italia di amministrazione comunale. Amato o odiato, c'è chi come il presidente di Cassamarca, banca dove Gentilini ha curato l'ufficio legale per 35 anni, che lo commentava così. Gentilini, impossibile dare spiegazione a Gentilini. Vale il Vangelo? Agli occhi non vede, alle orecchie non sente. Poi ho un vecchio di 80 anni. Non vede niente, non sente niente. Solo i tombini e i marciapiedi. Che resti là? Stia attento che il tombino sia chiuso, che non precipiti dentro. Ma lui ha sempre tirato dritto, come nella rivoluzione della viabilità dentro e fuori le mura, il famoso PUT, che il prossimo anno toccherà il quarto di secolo di attività e che ai nostri microfoni raccontava così. Siamo su un nodo di Porta Santi 40, un po' di rallentamento perché ci sono immissioni che vengono da Viale Montegrappa, però si supera un colpo di acceleratore e ci mettiamo subito in marcia. Mi sembra di essere nelle grandi città, sai? Domani sera rivedremo con Gentilini la Treviso dal ventennio fascista al Covid, commentando le trasformazioni della città ma anche della comunità trevigiana. Ecco, siete bellissima accoglienza. Cosa volete di più? Questo è un sindaco di Arazza Piave. Il traguardo dei 95 anni di Giancarlo Gentilini domani sera dalle 21 nella prima serata di Antenna 3. Il nostro e il vostro regalo di compleanno al sindaco di Treviso per sempre. E ritorniamo da Lucio Zanato, ritorniamo in Piazza dei Signori. Lucio. Sì, ritorniamo in piazza perché vogliamo sentire la gente come avrebbe sentito lui. Giancarlo Gentilini ci ha lasciato il suo commento. Ci dispiace perché era una degnissima persona, ha collaborato per Treviso, ha fatto tanto. Lei come lo ricorda? Gli ha mai parlato, ha mai avuto un contatto diretto? Sì, ho parlato diverse volte, ma qualsiasi problema lui se lo prendeva e lo portava in ufficio e lo risolveva, cercava di risolverlo, qualsiasi problema, anche da poco. Grazie. Senta, invece lei come ricorda Giancarlo Gentilini? Io ricordo perché tutto il Veneto lo ricorda molto bene. Tutti ne parlano che noi avevamo un sindaco forte, fortissimo e tutte le città lo riconoscono. Ecco, ma era più un leone, diciamo così, indipendente? Era una tigre oppure, non si oppure lasciava oppure era anche un politico? Da nessuno, non si faceva condizionare mai da nessuno. È sempre stata una persona ottima, per tutti e anche per i bambini. Senta, invece il suo commento su Giancarlo Gentilini? Era un grande trevigiano e poi, anche se sembrava burbero, non è vero, perché quando poteva, anche con a volte dei panchine che le aveva levati per i negri, poi era quello che trovava il posto qui i negri là. E lui, la sua idea, come Samuel Panson, quello che faceva il sindaco Giampaolo Robo. Vabbè, sono al Panson. Vabbè, scancea. No, è in diretta. Sì, non aveva lo stesso carattere, per quello erano come due poli. Però hanno governato insieme? Hanno governato insieme, sì. Qual è insomma il suo ricordo di Giancarlo Gentilini? Come lo ricorderà? Io lo ricordo molto bene, anche perché io abito qua e lui abita là, davanti di me.
Adesso ha lasciato Viale Montegramma. Viale Molao Barbaro. Sì, laterale. Io abito al via numero 8, lui abita il numero 10, però tutti e due siamo al quarto piano e in terrazza dal mattino alla sera alle 8 del mattino ad orso nudo col berrettino bianco per prendere il sole. C'è un po' di emozione, Sì. No, ma poi andavo con lui quando avevamo il centro anziani dentro al Turassa. Quindi dopo organizzava i pullman per andare. Lui e anche l'altro sindaco, Marton. Tutta Casamarca, insomma. Tutta Casamarca. Grazie a te, Cristian. Torniamo da te più tardi. Abbiamo Stefano Marconi, il presidente della provincia di Treviso, in collegamento telefonico. Buonasera Presidente. Buonasera a lei Cristian. Salve. È un pomeriggio, è una serata triste non solo per Treviso ma per tutta la Marca trevigiana e per molti amministratori, leghisti e non solo leghisti. Hai detto bene, è un momento triste che ricorda a noi amministratori, a noi sindaci della Lega, ma anche a noi i leghisti, che abbiamo perso un punto di riferimento, abbiamo perso un uomo che ha cambiato il paradigma del sindaco della gente, tra la gente e con la gente. Questo è il ricordo che hanno tutti sostanzialmente di Giancarlo Gentilini. Ho sentito il figlio Stefano oggi per fargli le condoglianze quando ho saputo e mi ha detto che se n'è andato serenamente, senza soffrire e che la vita, insomma, i 95 anni, quasi 96 che ha fatto, forse gli hanno regalato anche un qualcosa di straordinario, perché il suo essere amministratore lo consegnerà alla storia come il sindaco, il prototipo di tutti i sindaci del Veneto, della provincia di Treviso e di molti altri. E quindi abbiamo perso un riferimento. Sto guardando e sentendo un po' di storie su Gentilini e mi colpisce positivamente il fatto che lo si vedeva sempre con il sorriso. Era una persona che sapeva comunicare, anche comunicazioni forti, ma sempre con il sorriso sulle labbra. E questo dimostra anche la bontà del carattere di Giancarlo, la schiettezza e la franchezza che l'hanno contraddistinto. È stato un grande punto di riferimento e mancherà sicuramente a tutti. Presidente, io la ringrazio, probabilmente torneremo a disturbarla nel corso della serata perché noi andremo avanti fino a notte nel ricordare Giancarlo Gentilini. A Treviso sta arrivando anche Daniela Sizia con Francesca Pezzo. Grazie Presidente Stefano Marconi. Grazie a voi. Saluto. Grazie Presidente. Noi ci prendiamo 10 minuti perché dobbiamo darvi conto anche dei tanti fatti di cronaca, di attualità e di politica che sono successi in questa giornata, una giornata prefestiva, domani giorno della liberazione segnata anche quest'anno da polemiche a tratti feroci, come a Mogliano Veneto, dove il sindaco ha annullato il corteo del 25 aprile, sugli scudi l'opposizione ma anche la sezione dell'ANPI. Se l'invito è alla sobrietà, dobbiamo ricordare che le cerimonie ufficiali per la liberazione sono improntate proprio al rispetto profondo che noi abbiamo per le persone che sono morte e che hanno combattuto per questa liberazione. È su quella sobrietà invocata dal governo che si consuma lo strappo a Mogliano, dove il sindaco con una lettera ha comunicato l'annullamento del corteo che solitamente si tiene il 25 aprile. Niente musica, banda o cori, niente bella ciao per intendersi, e questo in ossequio al lutto nazionale per Papa Francesco. Ma la polemica è chiaramente servita, come sempre, più di sempre. Non mi pare ci sia nulla di poco sobrio nel poter fare questo tipo di iniziativa. Voglio dire, mi pare invece molto poco sobrio il fatto di non farla fare. Dal canto suo Bortolato non ci sta e mostra carte alla mano come il comune abbia patrocinato il Vento Fischia, il mese di eventi voluto da ANPI e associazioni varie. E se il 25 la cerimonia sarà un po' ridotta anche per il lutto nazionale e non faremo come facciamo al solito un sacco di cose, insomma, ma ne faremo meno, insomma, questo non vuol togliere nulla al valore del 25 aprile. Sindaco che farà un discorso ridotto, non solo. Abbiamo chiesto anche all'ANPI, insomma, di astenersi al
parlare, visto che ha avuto anche già molte altre occasioni insomma per parlare. Faremo una cerimonia contenuta nel rispetto del lutto. Quindi lei ha chiesto al presidente Giuliano Marton di non parlare sostanzialmente domani? Sì, lo ricordo, saremo in pochi qui in piazza perché vedete la piazza è assolutamente ridotta, saremo in pochissimi. Per l'opposizione la questione è di natura politico-ideologica e ha a che fare con il passaggio recente di Bortolato a Fratelli d'Italia. È la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Di certo, purtroppo, politicamente si sta tentando di strumentalizzare la propria figura istituzionale ai fini di contenere, diciamo, quella che può essere una memoria diffusa rispetto ai temi della resistenza e dell'antifascismo. La strumentalizzazione è del PD, controreplica Bortolato. Io sono sindaco da 6 anni e sui valori del 25 aprile, sui valori della Costituzione assolutamente non è cambiato nulla, rimango il sindaco, il mio pensiero rimane lo stesso di prima, assolutamente. Quindi lei continua a dichiararsi antifascista? Ma certo, il 25 aprile, lo ripeto, non è una festa solo dell'ANPI, è una festa di tutti gli italiani. Intanto lo stop al corteo divide la città. Dal punto di vista mio, politicamente, anche se non facessero alcuna parata, per me sarebbe la stessissima cosa, ma questo è un mio parere personale politico. Mi verrebbe da dire che insomma, l'amministrazione di Mogliano sia tale che evidentemente si trova bene nel trovare una scusa per non festeggiare il 25 aprile, ma questo è un pensiero cattivo di chi non la pensa come gli amministratori di Mogliano Veneto. La cronaca, c'è stato un violentissimo incidente stradale nel pomeriggio a Crespano. Versa in gravissime condizioni al Cafoncello di Treviso un ragazzo di 21 anni residente a Possagno, rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo via Pancrazio a Crespano di Pieve del Grappa. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto Ducati procedendo verso nord quando in piena curva si è scontrato contro un fuoristrada al cui volante si trovava un uomo di 73 anni che proveniva dall'opposto senso di marcia. Il conducente dell'auto non è riuscito a evitare l'impatto, il 21enne è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Distrutta, come si può vedere dalle immagini, la moto, sul posto immediato l'arrivo di automedica e ambulanza del SUEM 118. I sanitari si sono subito resi conto della gravità della situazione e hanno allertato l'eliambulanza. Il ferito è stato intubato e portato all'ospedale di Treviso, illeso anche se sotto shock il conducente del fuoristrada. Pesanti rallentamenti al traffico lungo via Pancrazio, rimasta bloccata per diverso tempo prima di terminare i rilievi, rimuovere i mezzi e mettere in sicurezza la strada. E un altro incidente stradale è avvenuto poco dopo a Fonte, dove una moto ha investito un pedone. Entrambi sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non seria, e trasportati al nosocomio di Castelfranco Veneto. Pronti a raccontarvi di un'aggressione in carcere a Santabona, poi di 2 persone che erano scomparse, che sono state trovate morte nelle scorse ore, ma subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta la cronaca da Treviso, che oggi chiaramente è dominata, segnata dal cordoglio per la scomparsa nel pomeriggio di Giancarlo Gentilini, lo sceriffo. Abbiamo sentito Mario Conte, ci siamo collegati con Luca Zaia, con il presidente della provincia Stefano Marcon. Vi ho mostrato anche il post commosso del leader della Lega Matteo Salvini. C'è anche il post di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, che dice: con profondo cordoglio ho preso della scomparsa di Giancarlo Gentilini, figura iconica che ha saputo rinnovare il ruolo di primo cittadino con uno stile unico, diretto e profondamente radicato nella comunità. Brugnaro, che chiaramente è una delle tante voci che in questi minuti si stanno alternando e sommando. Noi rientriamo poi in diretta da Piazza dei Signori alle 20:10 proprio per raccontarvi di questa triste giornata per Treviso e non solo, però ho ancora diversi fatti di cui darvi conto, su tutti un'aggressione molto violenta che si è registrata nella giornata di ieri nel carcere trevigiano di Santabona. A denunciarlo il sindacato degli operatori penitenziari. Un'ordinaria giornata che si trasforma
in una situazione di pura follia. La giornata a cui fa riferimento il segretario triveneto del SAP è quella vissuta nel carcere Santa Bona di Treviso, dove un assistente capo di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto italiano con precedenti per droga. Una violenza scattata gratuitamente, spiega Bona, per una richiesta non soddisfatta. Prima di essere trasferito a Treviso, continua, aveva già aggredito un poliziotto della penitenziaria nel tentativo di togliergli le chiavi. Un detenuto, fra l'altro, come dire, di questi detenuti non nuovi a questi fatti, che vengono spostati da istituto ad altro istituto per motivi di sicurezza. L'agente è stato costretto a recarsi al pronto soccorso del Cafoncello, per lui una prognosi di 8 giorni. Episodi ormai quotidiani che, sottolinea il segretario SAP, riguardano gran parte delle carceri. Non è ammissibile ormai che per richieste stupide, per richieste quasi infantili, a volte poi si scagliano contro il personale di polizia. La richiesta del sindacato alle istituzioni è quella di accelerare i tempi per attuare le misure necessarie a rendere più sicure le condizioni di lavoro degli agenti, per i quali si richiedono tra l'altro particolari dotazioni come bodycam e taser, mentre per i detenuti responsabili di episodi di violenza il SAP propone spazi all'interno delle carceri a loro dedicati. Aprire delle sezioni detentive dove si ospitano esclusivamente questi soggetti, con tutto quello che poi deriva, con maggior personale. Il personale di polizia penitenziaria, conclude Bona, ormai è allo stremo. Treviso, per esempio, abbiamo una percentuale di colleghi assenti per malattia, voi perché vittime di aggressione, ma voi perché non ce la fanno più, altissima, su un dato già carente. Quindi la nostra preoccupazione qual è? Fra poco ci vorrà l'esercito a gestire gli istituti penitenziari. Sono terminate tragicamente le ricerche delle 2 persone scomparse nel nulla. Si tratta di Daniele Mocellina, 34 anni, di Altivole, e Antonio Strippoli di Cairano San Marco. Si era allontanato dalla sua abitazione ad Altivolo lo scorso 2 aprile. Di lui poi si erano perse le tracce. L'auto era stata ritrovata a Castelfranco, parcheggiata e chiusa a chiave. Daniele Mocellin, 34 anni, è stato trovato privo di vita. Il corpo, recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Santerno a Imola. A dare l'allarme un passante che ha subito allertato i soccorsi e i carabinieri. Al momento non vi sarebbero indizi legati ad una colluttazione con un'altra persona, ma la Procura di Bologna ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte. Per ora nessuna ipotesi viene scartata. Dopo la scomparsa l'uomo era stato avvistato a Bologna, poi più nulla fino al tragico ritrovamento. La famiglia si era rivolta anche alla trasmissione Chi l'ha visto, che aveva lanciato un appello. La mamma e la sorella pensavano potesse essere andato fino a Roma per salutare Papa Francesco, un'ipotesi legata al suo legame con la religione. L'uomo lascia 4 figli. Epilogo tragico anche per la scomparsa di Antonio Strippoli, 75 anni, di Cairano San Marco, che si era allontanato dalla sua abitazione. Era uscito con la sua bici per fare il consueto giro, ma a casa non è più tornato. Ad aiutare le ricerche numerosi messaggi postati sui social, ma del 75enne non si era più saputo nulla fino al ritrovamento del corpo in un bosco di Via Rive a Montebelluna. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale cittadino. La procura ha già firmato il nulla osta per le esequie che si svolgeranno nei prossimi giorni. Vi do dei flash di cronaca. Questo 37enne arrestato che ha violato intenzionalmente il divieto di avvicinarsi ai suoi ex datori di lavoro con una motivazione molto peculiare: non voglio vivere più con mia mamma. Questa è appunto la motivazione, il motivo che l'avrebbe spinto a violare il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai suoi ex datori di lavoro, padre e figlio di 74 e 38 anni. Quest'uomo era accusato di stalking. Una vicenda poi terribile che sta facendo il giro d'Italia. Questo nonno 84enne arrestato a Treviso, residente nel Trevigiano, accusato di atti sessuali con minori e pornografia. Filmava le violenze sui nipotini e poi postava questi video sui social. Quest'uomo, lo ripeto, di 84 anni, residente nella Marca trevigiana, è stato arrestato. E ritorna l'allerta meteo nelle prossime ore. Già in serata sono previsti fenomeni temporaleschi intensi. Ombrello impermeabili.
dovranno essere la dotazione di chi parteciperà alle cerimonie per gli 80 anni dalla liberazione alleata e la fine della Seconda Guerra Mondiale. Si è iniziato da stasera, un sistema perturbato scorrerà veloce fortunatamente su di noi, dovrebbe apportare delle precipitazioni che interesseranno questa notte e le prime ore di domani, quindi tutto, secondo almeno le previsioni, le carte che abbiamo a disposizione, il tutto si dovrebbe risolvere poi in mattinata di domani, tarda mattinata. Quello che preoccupa maggiormente è la quantità d'acqua prevista nelle prossime ore. Diciamo intorno ai 20 mm, che è significativo ma non è abbondantissima, poi si deve aggiungere quella che ci sarà stanotte, quindi altri 15-16 mm. Sì, una pioggia insomma significativa. Pioggia dunque sulle manifestazioni mattutine, mentre nel pomeriggio tornerà il sereno che durerà quasi tutto il fine settimana. Passato il sistema perturbato si dovrebbe riaffermare un'area di alte pressioni e questo garantirà bel tempo, anche se per domenica abbiamo ancora un po' di variabilità, non ci sono fenomeni e quindi un bel tempo che ci accompagnerà sicuramente fino al 1° maggio, quindi già prevediamo per un 1° maggio all'insegna del sole. Dalla prossima settimana quindi sole e temperature in salita che permetteranno le prime giornate in spiaggia. Adesso c'è un abbassamento significativo delle temperature domani che non dovrebbero andare oltre i 17 gradi, quindi abbastanza un crollo. Poi aumentano velocemente già da sabato, da domenica, gradualmente 20 e poi in vista del 1° maggio arriveremo a 25, 26, 27 gradi all'ombra, quindi temperature quasi estive, quasi da mare. Queste le previsioni del nostro generale Giancarlo Iannicelli, tra l'altro molto amico di Giancarlo Gentilini, che come sapete è scomparso nel pomeriggio di oggi. Subito dopo il rullo di cronaca da Belluno torneremo ovviamente a Treviso, torneremo in Piazza dei Signori proprio per ricordare Gentilini, lo sceriffo Gentilini. Già ci siamo collegati con Mario Conte, con il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, con Stefano Marcon, ma appunto ritorneremo a collegarci con i luoghi che Giancarlo Gentilini amava e dai quali era anche contraccambiato. Adesso andiamo a Belluno. L'omicidio, suicidio di Oltra a Lamon, inevitabilmente in primo piano per la cronaca dal bellunese. Tutti gli aggiornamenti nel servizio di Tiziana Bolognani. La notizia della denuncia presentata dall'ex moglie è stata un accelerante in un clima di crescente tensione familiare. Impossibile prevedere come si sarebbe evoluta la giornata. Lo afferma la procuratrice reggente di Belluno, Roberta Gallego, che sta affiancando il PM Claudio Fabris nelle indagini sull'omicidio-suicidio di martedì a Oltra di Lamon. La procura è pronta a conferire l'incarico per le autopsie che saranno eseguite nelle prossime ore. L'esito degli accertamenti medico-legali forniranno elementi utili ad inquadrare la tragedia accaduta martedì fra le 17.30 e le 18 in una camera al primo piano di Casa Gaio. I particolari emersi fin qui sono raccapriccianti. Vladislav Gaio avrebbe ucciso il figlio Riccardo di 17 anni per una sorta di vendetta nei confronti dell'ex moglie che poche ore prima si era rivolta ai carabinieri per denunciarlo. Un'onta intollerabile per il 49enne che ha impugnato un coltello e infierito con ferocia sul ragazzo, infliggendogli la morte con 2 colpi partiti da una pistola da macellazione. L'uomo ha poi rivolto la medesima arma contro se stesso, uccidendosi. In casa, nella frazione di Oltre, in quel momento padre e figlio erano da soli. Non c'era la figlia più piccola, a cui però il destino ha riservato di scoprire poco dopo i 2 cadaveri. Inutili, come si sa, i soccorsi, pur tempestivi. Un epilogo tragico, inimmaginabile, anche se pare che in quella casa i conflitti familiari fossero ordinari, specie dopo la separazione dei 2 coniugi che da 3 anni condividevano lo stesso tetto. Il sostegno economico arrivava principalmente dal lavoro stabile della donna, saltuaria l'occupazione del 49enne, fino a un mese fa operaio alla Metalba nella sede di Bassano del Grappa. Riccardo, dopo aver concluso le scuole dell'obbligo, si era iscritto a un istituto superiore a Fiera di Primiero che aveva deciso di abbandonare anzitempo. Fortissimo il suo legame con la madre e la sorella, quasi adolescente. Entrambe da martedì sono trattenute in ospedale dove stanno ricevendo cure e sostegno psicologico. A Lamon, in segno di lutto, sono state rinviate tutte le occasioni di svago in calendario nel prossimo lungo weekend.